istanti, fra pochi minuti inizierà questa finale di Coppa Italia di divisione fra i ragazzi della Pallavolo Padova, QN Padova e Pallavolo Bari, quindi queste le due formazioni che nel maschile hanno ottenuto il traguardo della finale, quindi si contenderanno la vittoria della Coppa Italia di divisione. Ricordiamo che siamo alla prima edizione appunto per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie D e Coppa Italia di divisione che si sono disputate, ricordiamo la Coppa Italia Serie D nei giorni scorsi, sempre qui a Montegrotto Terme, a Battaglia Terme, quindi oggi sarà invece la volta della Coppa Italia di divisione. Le vediamo già pronte alla presentazione, anche se prima ci sarà l'inno di Mameli e intanto comunque il saluto del Palaberta per le due formazioni QN Padova, Pallavolo Bari. Eccoli qui ragazzi schierati e fra pochi istanti farà l'ingresso la bandiera tricolore e verrà suonato l'inno di Mameli. Vediamo l'ingresso della bandiera tricolore e quindi manca davvero poco per l'inizio di questa finale. Ed ecco quindi suonato l'inno nazionale, l'inno di Mameli, e ora ci sarà la presentazione ufficiale di questa finale maschile. Ecco l'applauso dei giocatori in campo. Ricordiamo ancora Pallavolo Padova, QN Padova e Pallavolo Bari si danno la carica naturalmente i giocatori in campo. Vediamo inquadrato ora Bari ed ecco gli arbitri che intanto tornano al tavolo, fra un po' ci sarà la loro presentazione. Quindi Padova gioca in casa qui, essendo appunto a Montegrotto Terme ospitata questa finale di Coppa Italia Divisione, e vediamo appunto adesso gli arbitri inquadrati che fra qualche istante faranno il loro ingresso alla presentazione. Eccoli la coppia arbitrale, primo arbitro Federico Garbin del Comitato di Vicenza e secondo arbitro Eleonora Fiabene del Comitato di Treviso Belluno. Ricordiamo anche segna punti Alessandro Chimetto, Comitato di Vicenza. Quindi questi gli arbitri che dirigeranno questa finale maschile di Coppa Italia di divisione. Fra un po' ci saranno gli starting player, quindi davvero tutto pronto per l'inizio. Può iniziare lo spettacolo qui al Palaberta di Montegrotto Terme. Ecco la prima squadra a entrare in campo, Bari, quindi con il numero 2 Giuseppe Chiarelli, con il numero 12 Dario Delia,
numero 16 Alessandro Iusco, ecco il numero 17 Vincenzo Balestra, numero 21 Mario Ermito, con il numero 23 Andrea Lossole. Ed ecco il libero numero 10 Marco Valentini, ricordiamo in panchina coach Francesco Caccia per Pallavolo Bari. E ora inquadrati vediamo i ragazzi di Bari, mentre si inizia con lo starting six. Per Padova il numero 25 il capitano Francesco Bergamasco, il numero 26 Matteo Sartore, con il numero 28 Giovanni Favaro, numero 34 Luca Streliotto, con il numero 40 Giulio Benetazzo, numero 41 Matteo Vigato. Eccolo che fa il suo ingresso in campo, e a chiudere il libero numero 42 Marco Geron. Questi ragazzi pallavolo Chione Padova, guidati in panchina da Alice Biasini, e quindi davvero tutto pronto per l'inizio di questa finale maschile. Pallavolo Padova e Pallavolo Bari si contenderanno questa Coppa Italia di divisione. Vediamo ancora inquadrati i ragazzi in cerchio di Bari a darsi la carica. Il primo servizio sarà per Padova QN con numero 26 Matteo Sartore. Eccolo pronto a dare l'inizio a questa finale. Si prepara dai 9 metri Sartore. Vediamo il primo attacco del match tentato da Bari, controllato bene però in difesa da Padova. Riprova il contrattacco adesso, Bari trova il punto, primo punto del match, quindi sull'attacco vincente di Vincenzo Balestra per l'1-0. 1-0 Bari. Mette in difficoltà la ricezione di Padova, che è costretta a rimandare il pallone dall'altra parte. Ora l'attacco vincente da posto 2, ancora a segno Bari. Bello l'attacco per il capitano Dario Delia, che porta sul 2-0. La formazione pugliese è pronta ora al servizio con Lossole. Ancora in ricezione Padova, tenta poi il primo tempo. Vincente, arriva il primo punto del match per Padova con Matteo Vigato. Bella la costruzione in attacco da parte della QN. Non è riuscito a porre resistenza in questo caso Bari. Bella il primo tempo, termina intanto out il servizio, e quindi ancora punto per Bari, che si mantiene sul... Anzi, chiedo scusa, qui c'è il punto, quindi in campo la palla per Padova, siamo sul 2 pari. Vediamo ora, prova l'attacco da posto 4, Bari controlla però bene Padova, che adesso prova col muro a frenare l'azione. Il primo tempo da parte di Bari, ancora Muro, non riesce in questo caso a sfondare Bari. Ancora la costruzione, il primo tempo non trova la giusta coordinazione. Qui il tocco in pallonetto, ancora vincente questo scambio, controllato ancora dalla difesa di Bari. Prova l'attacco, ancora in palleggio, rimanda di là questa palla. Il primo tempo controllato e frenato a Muro. Vediamo se in questo caso arriva il punto per Bari.
Rivediamo l'azione, questo combattutissimo scambio alla fine. È la squadra pugliese ad averla meglio, si porta ora sul +1, 3-2, tenta il servizio, forza la palla out e quindi siamo sul 3 pari, ne approfitta adesso Padova che va al servizio con il numero 41 Matteo Vigato. Vediamo la battuta flottante controllata in ricezione. Il primo tempo funziona bene la difesa di Padova, che però non riesce nel contrattacco, e poi conclude il numero 21 Mario Ermito per Bari, a segno per il 4-3, il +1 ancora per la formazione pugliese. Comunque equilibrio in questo inizio di primo set. Vediamo al servizio Chiarelli, la palla danza sul nastro, alla fine termina out e quindi nuova situazione di parità, si lotta punto a punto in questa fase, 4 pari. Ora al servizio Padova con Favaro, mette leggermente in difficoltà la ricezione di Bari, prova a salvare questa palla che però, vediamo, c'è l'infrazione, i 4 tocchi, rivediamo, non è riuscito a controllare questa palla, quindi il punto del 5-4. Vediamo, si procede all'asciugare il campo e quindi pronti a riprendere. 5-4 al servizio ancora Padova e arriva quasi un ace, riesce a recuperare questa palla Bari. Il smista il gioco ora per l'attacco da posto 4 per Padova, il 5-4 al +1. Ancora al servizio Favaro, troppa potenza su questa palla, quindi il pallone termina out. 5 pari e continua l'equilibrio in questa prima parte di match di primo set. Al servizio trova l'ace, qui errore forse era stato visto fuori questa palla, ma in realtà arriva il punto per Bari. Bel servizio, non riesce però il bis, termina in rete questa palla, quindi siamo sul 6 pari. Ora il turno al servizio per Giulio Benetazzo, vediamo inquadrato, pronto dai 9 metri, bene in ricezione Bari, smista quella palla per l'attacco di Ermito, controllato però, e poi trova il money out Padova. Rivediamo bene il regista, smista questa palla per l'attacco vincente di Bergamasco e quindi 7-6. Comunque set davvero tutto da vivere in una partita che promette da questi primi scambi grande equilibrio. Trova il pallonetto ancora qui nella zona che non riesce a essere controllata dalla difesa di Padova. È il secondo errore nel giro di poco da parte di Padova, ne approfitta Bari. Vediamo adesso la risposta e il muro di Padova, il muro a 2. Rivediamo l'azione, tenta qui l'attacco, ma è il numero 17 Vincenzo Balestra che mette le mani
a bloccare il tentativo di attacco. Ora c'è il time out, siamo sul 8 pari e quindi equilibrio davvero in questo inizio di finale, questa Coppa Italia di divisione. Vediamo le indicazioni di Alice Biasini ai propri ragazzi che ora si stringono intorno al proprio coach, cercando naturalmente la giusta concentrazione per continuare questa finale maschile. Si riparte pronti quindi dopo il break, il time out. Ancora il servizio Bari. Out questa palla, aveva cercato l'angolo opposto ma palla è terminata out e quindi si riporta sul +1 adesso. Al servizio vediamo Luca Streliotto, bene Ermito, l'attacco poi controllato dalla difesa di Padova e ancora la diagonale, ma buona la difesa. Vediamo ora il contrattacco dalla seconda linea, prova Bari e questa palla adesso piazzata con precisione e astuzia da Vigato. Sarà stata un'ottima difesa sull'attacco in diagonale, poi il tocco preciso da parte di Vigato per il 10-8. Il mini break ora per Padova che proverà a allungare. Naturalmente Bari proverà subito a recuperare questo piccolo svantaggio. Vediamo se c'è tocco a muro, ma no, la palla è out e quindi ancora rivediamo. Qui c'è stato l'attacco da parte di Vincenzo Balestra, forse cercava le mani del muro, così però non è stato e quindi palla out che vale l'11-8 per Chione Padova, in vantaggio ora di +3. Mantiene il turno in servizio Streliotto dai 9 metri, pronto ancora. Vediamo la ricezione di Bari, poi ancora l'attacco, questa volta a segno per il numero 17 Balestra, che risponde quindi all'errore dell'attacco precedente, regala il punto alla propria squadra. 11-9, prova a recuperare adesso Bari. Siamo nella fase, ci avviciniamo alla fase centrale di questo primo set. Ancora il servizio, tenta il primo tempo ma c'è la difesa da parte di Bari che adesso ha l'opportunità di attaccare nuovamente. Lo fa ancora con Balestra ma c'è la difesa da parte di Padova che ora prova questo pallonetto. Ancora Balestra, trova l'opposizione del muro, vediamo se Padova riesce a salvare questa palla, così non è, e ancora l'attacco per Vincenzo Balestra, ancora lui a segno. Vediamo, ottima costruzione di gioco e poi l'attacco da posto 4 vincente che vale l'11-10. Quindi un break di 2 punti adesso per Padova, che per Bari che prova a tornare sulla scia della QN. Vediamo, adesso c'è l'opportunità di pareggiare, vediamo però c'è la difesa da parte di Padova e poi l'attacco che termina out, quindi si completa il recupero, questa mini rimonta da parte di Bari che dall'11-8 si riporta sull'11 pari. Vediamo il servizio, Bari smista ancora e vediamo c'è l'invasione, quindi questa volta al punto per Chione Padova, si porta sul 12-11. Al servizio Matteo Sartore. Ancora viene cercato puntualmente nelle azioni d'attacco numero 17 Vincenzo Balestra, che riesce anche in questo caso con
efficacia a regalare il punto del 12 pari. Stavolta out però il servizio e quindi l'errore consente a Padova di portarsi sul 13-12. Corretto, vediamo il punteggio anche in grafica, quindi 13-12 è il +1 per Padova che va al servizio ora. Tenta ancora il primo tempo vincente da parte del pallavolo Bari con Giuseppe Chiarelli. Bella e veloce questa azione in attacco che consente alla squadra pugliese di raggiungere immediatamente Padova. L'abbiamo detto a inizio partita, si immaginava, quello che si era intuito era comunque un equilibrio in campo e queste aspettative per il momento sono state mantenute. Vediamo naturalmente se adesso ci sarà da parte delle squadre il tentativo di fuga o se si continuerà su questo equilibrio fino alla fine di questo primo set. Siamo 14-13, intanto il +1 per Padova. Qui adesso Bari non riesce a costruire l'azione in attacco. Vediamo i ragazzi che in Padova a colloquio con coach Alice Biasini. Le indicazioni. Vediamo l'attacco adesso che termina però out per Bari. Adesso si riporta avanti un 17 16-13, però arriva adesso ancora un punto per Padova che sta provando adesso a allungare in questa fase di set. Arriva il 17-13. Prova la diagonale, termina out, però adesso si sta un po' sfaldando, diciamo, il tentativo da parte di Bari di arginare il tentativo di fuga da parte di Padova. Infatti arriva puntuale il time out chiesto dalla formazione pugliese che adesso si trova a dover recuperare uno svantaggio di 5 punti. Vediamo l'allenatore. Vediamo l'allenatore appunto di Bari dare indicazioni ai propri ragazzi. Entriamo naturalmente in una fase cruciale del set e i ragazzi pugliesi ora, se vorranno recuperare naturalmente questo primo set, dovranno cercare di invertire la rotta che si è vista negli ultimi scambi, nelle ultime fasi. Arriva adesso l'ace per Padova, 19-13. Bello il servizio, il punto direttamente dai 9 metri per Matteo Vigato. Tenta ancora. Qui c'è la risposta adesso di Bari che prova a recuperare qualche punto. Rivediamo il replay, bella l'azione in attacco e quindi il punto che consente di rimanere a -5. Adesso Chiarelli si prepara al servizio per Bari. La ricezione di Padova, una posizione non facile da recuperare quella palla proprio sotto rete, infatti non riesce a imbastire un'azione d'attacco
la stessa cosa vale per Bari, vediamo se ne approfitta adesso Padova, così non è, vediamo l'attacco in pipe dalla seconda linea e ora viene smistato il gioco su Ermito, ancora scambio lungo, non riesce neppure in questo caso Padova, ancora dalla seconda linea, controllato bene però dal libero padovano e poi ancora il tentativo di primo tempo, ma c'è l'infrazione ravvisata, rivediamo l'infrazione e quindi il punto ancora per Padova. Intanto c'è un cambio tra le fila di Bari, entra con il numero 25 Marco Lossole. Sostituisce Vincenzo Balestra, questo è il cambio deciso da Bari, vediamo se riusciranno a recuperare questo punto. Intanto si parte con questo attacco vincente che vale il 20-15, è comunque ancora discreto il margine di vantaggio da parte dei ragazzi della Chione Padova. Intanto vediamo inquadrato la macchina sanifica palloni e quindi un preziosissimo aiuto naturalmente per mantenere sempre alte i protocolli di sicurezza. Intanto termina out questo servizio, un errore che in questo momento doveva evitare di commettere soprattutto al servizio. Ancora il time out e andiamo a sentire. Attenzione adesso, forza, adesso la ricezione precisa, d'accordo, cominciamo questa ricezione e poi guardiamo un po' in attacco, ci serve fare il punto, non il punto a terra, stiamo, giochiamo sulle mani, il muro ce lo fanno vedere subito, andiamo a toccare. Rientrano le due squadre in campo sul 21-15, adesso il +6 da parte della Chione Padova che proverà naturalmente a gestire questo vantaggio importante accumulato nella fase centrale di questo primo set, dopo una prima parte nella quale davvero c'era stato un grande equilibrio. In situazione invece adesso di svantaggio dovranno provare a recuperare i giocatori di Bari. Intanto vediamo inquadrato Giulio Benettazzo pronto al servizio per Padova. Out questa palla e quindi naturalmente positivo per Pallavolo Bari che si avvicina, rosicchia un punto, un punticino, 21-16, ancora naturalmente grande lavoro da fare per provare a avvicinarsi a Padova. Vediamo al servizio Ermito, controlla bene Padova, poi l'attacco vincente da parte del numero 26 Matteo Sartore e vediamo l'attacco da posto 2, arriva la palla a toccare terra e vano il tentativo di difesa da parte di Padova. 22-16, +6 al servizio Streliotto in ricezione, prova adesso, bravo a salvare questa palla in palleggio che risulta alla fine una buona alzata per l'attacco vincente, quindi il punto numero 17 per Pallavolo Bari. 22-17, rimangono sempre 5 i punti di distacco. Vediamo ora il tentativo in primo tempo, mette troppa potenza ora su questa palla il centrale di Padova, quindi il 22-18, ancora un punto recuperato da Bari.
Vediamo bene la difesa da parte di Ermito, e poi dalla seconda linea tenta la palla, danza sul nastro, poi termina out e quindi arriva al punto numero 23. Rivediamo il tentativo, non aiutato dalla rete in questo caso. 23-18, errore al servizio anche per Padova, e quindi il punto numero 19 per Bari. Ora il servizio con Lo Sole, prova il pallonetto difeso però bene da parte di Bari, e poi la diagonale in questo caso stringe troppo, la palla termina out. Rivediamo sull'alzata del libero Valentini, poi l'attacco out, quindi il primo set point per Padova. Vediamo, termina out la palla su questo nuovo attacco di Bari, e quindi è sul 25-19 che si chiude il primo set. Se lo aggiudicano i giocatori della QN Padova. Ebbene, quindi si sono aggiudicati il primo set i ragazzi della QN Padova in questa finale maschile di Coppa Italia di divisione. Grande volley in questi giorni, quindi a Montegrotto Terme, Battaglia Terme, c'è stata appunto la prima edizione della Coppa Italia femminile maschile di Serie D e Coppa Italia di divisione. Si è partiti con la Coppa Italia di Serie D. Ricordiamo che nel femminile hanno festeggiato le ragazze della Pallavolo Celadina Volley Bergamo, che ha vinto contro Cogna per 3-2, mentre nel maschile si è aggiudicata la Coppa Italia di Serie D Iaca Volley Stella Azzurra Malnate, che ha vinto lo scontro contro il CS Prata di Pordenone per 3-0, quindi queste le due squadre vincitrici di questa prima edizione della Coppa Italia
di Serie D. Ovviamente adesso riflettori invece puntati sulla Coppa Italia di Divisione. In questa prima finale maschile seguirà naturalmente anche poi la finale del femminile. È stato un primo set nel quale c'è stato un equilibrio nella prima parte e poi nella fase centrale è riuscita ad allungare QN Padova. I tentativi da parte della Pallavolo Bari non sono riusciti a rimarginare, diciamo, lo svantaggio, e quindi alla fine si è chiuso il set sul 25-19. Naturalmente siamo solo all'inizio e quindi ancora tutto può succedere in questa finale. Le squadre sono già schierate in campo e pronta Bari per effettuare il primo servizio di questo secondo set qui al Palaberta di Montegrotto Terme, provincia di Padova. Vediamo il controllo della formazione, siamo tutto pronto per l'inizio del secondo set. Primo servizio per la squadra pugliese. Vediamo la ricezione da parte di Padova e poi il tentativo di pallonetto, non riesce sotto rete adesso a controllare, salvare, non era certo facile quella palla. Ci ha provato il libero Marco Valentini, ma il primo punto di questo secondo set è per la QN Padova, che va ora al servizio. Vediamo il numero 26 Sartore pronto dai 9 metri. Bene in difesa adesso il libero di Padova, e poi vediamo se adesso tenterà il contrattacco, ma c'è l'infrazione in palleggio, il punto quindi ancora per QN che si porta sul 2-0, e quindi buona partenza in questo secondo set da parte dei ragazzi di coach Alice Biasini. Ancora inquadrato, lo vediamo, Matteo Sartore cerca la giusta concentrazione per provare a far male col servizio alla ricezione di Bari. Intanto arriva il primo punto del set sul bell'attacco del capitano Dario Delia. Rivediamo. (2-1), quindi ora tenta la battuta, forza su questo servizio, riesce a controllare però Padova e poi spinge questa palla che tocca a terra e vale il punto numero 3 per Padova. Mantiene +2 ora il vantaggio. Al servizio il capitano Francesco Bergamasco si prepara. Lo vediamo inquadrato. La battuta flottante poi controllata bene, tentativo di attacco da parte di Bari e poi out. Termina questo attacco, lo rivediamo, ha tentato per Padova l'attacco Giulio Benettazzo, la palla però termina out e quindi 3-2 in questo inizio di secondo set. Chiarelli al servizio per Bari, tenta la sorpresa ma la palla è out, di poco ma out, e quindi ne approfitta ancora Padova che mantiene questa prima parte di secondo set il vantaggio di +2. Al servizio Vigato, tenta l'attacco Delia ma arriva il muro puntuale da parte di Padova, lo rivediamo, ed sono le mani di Luca Stregliotto che regalano il punto a Padova, il punto del 5-2, e trova in questo caso invece l'angolo giusto Bari su questo attacco.
Importante naturalmente in questa fase di primo set evitare che Padova possa mettere il turbo 5-3. Lo vediamo inquadrato il capitano Delia. E ora vediamo in campo c'è il tocco a muro ravvisato dall'arbitro. Rivediamo, qui c'era stato l'attacco da parte di Giulio Benettazzo, il tocco a muro, quindi il punto del 6-3 per Padova. Tenta adesso dalla seconda linea, ma ancora una volta sull'attacco di Delia, arriva puntuale il muro della Chioene Padova. Rivediamo, in questo caso saltano bene i due giocatori a muro e quindi quella palla non passa. Il 7-3 al servizio Favaro. Bello il tocco di seconda, il punto adesso per Bari. Rivediamo, bello davvero per Andrea Lo Sole, il punto che accorcia per Bari. 7-4. Questa volta a funzionare il muro di Bari, non passa quella palla, quindi 7-5. Tornano a essere 2 i punti di svantaggio, mentre la vediamo ancora inquadrata la macchina sanifica palloni, che entra in azione nel momento in cui la palla esce dal campo, e quindi una rotazione continua di palloni per dare modo appunto di procedere con la sanificazione. Termina out questa palla, quindi 7-6. Bene in questa fase di set Bari, che ovviamente vuole riaprire questa finale, anche se c'è tantissimo naturalmente da giocare. Solo vinto il primo set da parte di Padova, certo che sarebbe importante ovviamente per Bari provare subito a riportare sui giusti binari questa finale. Padova invece ovviamente vuole approfittare del vantaggio del primo set e allungare ulteriormente. Intanto arriva l'errore al servizio, quindi 8-7 più 1 Padova. Vediamo l'attacco da parte del numero 25 di Padova, Francesco Bergamasco. Il capitano non riesce in questo caso a controllare, a difendere Bari, ma era potente e efficace questo attacco da parte della Chioene, che adesso si riporta sul 9-7 al servizio pronto. Lo vediamo inquadrato Luca Stregliotto. Ha provato in questo caso a attaccare Bari, ma buona la difesa da parte di Padova, e poi trova il money out. Adesso torna al punto Bari. Rivediamo l'azione e il punto, mentre intanto viene chiesto il time out da Padova. Proviamo qualcosa in più, ma Queste le indicazioni da parte di coach Biasini. Sono riuscito a cogliere l'ultima parte delle indicazioni, quindi il tentativo, cioè l'invito a cercare di fare qualcosa di più, e d'altronde Bari sta rientrando. Adesso è solo 1 il punto di vantaggio da parte della Chioene Padova. Adesso va al servizio il numero 23 Lo Sole. Vediamo se riuscirà Bari intanto a raggiungere Padova. Parte il servizio, vediamo
Padova prova adesso, c'è il tocco a muro che frena questa azione d'attacco e poi arriva puntuale l'attacco di Dario Delia. Lo rivediamo, imbeccato bene dallo Sole e poi il tocco a muro a palla out e quindi la situazione ora di parità, 9 pari. Al servizio lo Sole. E adesso arriva il punto del vantaggio per Pallavolo Bari, che si porta avanti di 1, 9-10. Ancora Andrea Lo Sole pronto al servizio. Il primo tempo adesso, risponde bene Padova. Dal centro arriva la risposta da parte di Matteo Vigato e vediamo ottima l'intesa con Favaro e su questa palla davvero difficile opporre resistenza. Ne arriva quindi il punto del 10 pari. Al servizio Sartore, vediamo avvicinato da coach Biasini. Mentre si procede, approfitta della fase di pulitura, viene asciugato il campo e quindi l'occasione magari per dare qualche prezioso consiglio. Vediamo se verrà seguito da Matteo Sartore, pronto in battuta, e risponde adesso il numero 17 Vincenzo Balestra. Ben imbeccato da Andrea Lo Sole, incrocia e trova il punto del 10-11 in vantaggio Bari in questo secondo set. Ricordiamo Padova avanti 1-7-0. Bene in ricezione Chioene, non riesce però a completare questo attacco. Rivediamo, buona la rincorsa, non riesce però a trovare il capitano bergamasco l'attacco vincente, quindi 10-12. Battuta al salto per Bari adesso con la palla che però termina abbondantemente out. 11-12. È il capitano bergamasco adesso al servizio. Vediamo adesso, ha provato su questa palla che però controllata bene. Vediamo un po', la palla è in campo. C'era stata in questo caso la difesa da parte di Benettazzo e poi conclude Padova per il punto della nuova parità, 12 pari. Al servizio ancora bergamasco. Prova il primo tempo, c'è l'opposizione a muro e poi grande salvataggio da parte di Valentini su questa palla che sembrava destinata a toccare a terra. Ancora il libero di Bari, davvero ottima la sua reazione, ma alla fine il punto arriva per Padova. Lo rivediamo, l'azione di contrattacco e poi il punto per Matteo Vigato. 13-12 al servizio ancora bergamasco. Mentre si procede ancora, intanto inquadrato il giocatore di Padova, ma si è proceduto ad asciugare il campo, il parquet qui al Palaberta di Montegrotto Terme. Sembra che siamo pronti per ripartire. Ecco inquadrata l'allenatrice di Padova.
C'è uno scontro a rete adesso, la palla ancora contesa e poi vediamo il muro da parte di Bari che prova a imbastire questa azione d'attacco dalla seconda linea. Arriva al punto però per Chione Padova 13-12, 14-12. Qua al servizio bergamasco. Vediamo il punto adesso per Bari su questo attacco da posto 4 per numero 21 Mario Ermito, lo rivediamo. Risponde quindi Bari che naturalmente vuole rimanere sulla scia di Padova. 14-13 al servizio Chiarelli e qui trova l'Ace, non riesce in ricezione Padova a recuperare questa palla, quindi l'Ace che vale il 14 pari. A regalarlo il numero 2 Giuseppe Chiarelli per Bari. Vediamo ancora asciugato il campo, si può ripartire. Giuseppe Chiarelli incrocia questa palla, termina out però sull'attacco di Favaro e quindi si riporta avanti Bari 14-15, avvincente questo secondo set. Tentativi da parte di entrambe le squadre di prendere in mano il pallino del gioco del set. Prova adesso l'attacco Giulio Benettazzo, bene per Padova, rivediamo per l'azione e l'attacco da posto 4 per Giulio Benettazzo, vale il punto del 15 pari, set naturalmente tutto da vivere. Al servizio pronto Matteo Vigato, la ricezione di Bari e poi il tentativo di Dario Delia. Vediamo, c'è qualche protesta adesso da parte dei giocatori di Bari, rivediamo il replay. Chiedeva probabilmente il tocco a muro. Il punto assegnato a Padova che si porta adesso sul 16-15, ancora Vigato che trova l'Ace adesso direttamente in battuta, arriva al punto del 17-15. Matteo Vigato a segno per Padova. Vediamo il tentativo, questa volta viene controllato bene in ricezione, poi la risposta pronta da parte di Bari. Rivediamo, c'è il ravvisato questa volta il tocco a muro, il punto per Bari che rimane sulla scia della Chione Padova 17-16. Prova ancora Benettazzo, ma controllato bene in difesa da parte della squadra pugliese. Adesso ancora il tentativo, viene frenata a muro quella palla e poi l'attacco da parte di Dario Delia. Vincente, il capitano di Bari, regala il punto del punto numero 17, anzi chiedo scusa, siamo sul esatto, corretto, 17 pari, quindi nuovo equilibrio in questo secondo set. Si procede al cambio di palloni. Vediamo la ricezione di Padova, poi ancora l'attacco di
Benetazzo controllato bene però da parte di Bari, che adesso non riesce a attaccare con Delia. Il primo tempo, e qui grande salvataggio su quella palla che sembrava ormai aver toccato terra, invece davvero consapevoli della grande impresa fatta su questo punto sono i giocatori della Pallavolo Bari, che abbiamo visto esultare con grandissima energia, come ovviamente succede quando arrivano punti davvero combattuti, davvero sofferti. Quindi 17-18 adesso è il +1 per Bari, che trova adesso l'Ace e quindi si porta sul +2 e il time out chiesto ora da Chioene Padova. Pallavolo noi non dobbiamo fare una cosa buona, non importa, dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare noi. Per essere concentrati dobbiamo essere rilassati assieme delle cose, per salvare la discussione dove c'è un mare. Rientrano dunque in campo le squadre dopo il time out chiesto da coach Alice Biasini, naturalmente per provare a frenare questa azione di Bari, che è riuscita a portarsi adesso sul +2, l'ultimo ace regalato da Delia. 17-19, ancora prova a mettere in difficoltà dai 9 metri la squadra patavina, e adesso vediamo un po', questo è il punto per Padova, vista l'infrazione per il 18-19 per Padova, che recupera un punto. Va ora al servizio con Giovanni Favaro, lo vediamo inquadrato. Ricordiamo avanti Padova un 7-0, vinto 25-19, grande equilibrio in questo secondo set. C'è il muro adesso da parte di Padova, vediamo, bravo a recuperare quella palla, non era facile. Poi il primo tempo da parte di Luca Stregliotto, che però termina out, e quindi questo significa il punto numero 20. Rivediamo l'azione, non è riuscito a trovare la giusta coordinazione per indirizzare bene quella palla, troppo angolata, termina out. Arriva quindi il punto del 18-20. E vediamo Ermito al servizio per Bari. Il tentativo da parte di Sartore, controllato bene dalla difesa di Bari, poi che tenta questo di sfondare il muro. La palla ancora giocabile, vediamo adesso se riuscirà Padova. Il tocco di seconda da parte di Bari con Andrea Lossole. Sorprende Padova con questo tocco preciso, e quindi il +3, 18-21. E ora il tentativo da parte di Bari di allungare per portare a casa questo secondo set, che significherebbe situazione di parità. Può ovviamente ancora tutto succedere. Vediamo un po' il servizio di Bari, il frenato a muro, questa volta però la palla tocca terra, e quindi sull'attacco di Matteo Sartore non è riuscito a controllare e a difendere questa palla Bari. 19-22. Il muro per Padova, che adesso
prova a recuperare 20-21, davvero entusiasmante questo secondo set, e questa volta chiama il time out coach Francesco Caccia. Punteggio magari certe volte può anche sbagliare, capito? Il time out chiamato da Bari, siamo sul 20-21 e quindi chiaramente adesso preoccupata la squadra pugliese del tentativo di recupero da parte di Padova. Importante per Bari sarebbe portare a casa questo secondo set. Ovviamente Padova tenta invece di allungare e quindi ipotecare la conquista di questa Coppa Italia di divisione, questa finale maschile oggi venerdì 30 luglio al Palaberta di Montegrotto Terme. 20-21 al servizio Benetazzo. Vediamo il tentativo adesso di Bari, vediamo la decisione arbitrale, vedo vista un'invasione. Nuova parità, 21 pari. Ora il muro e sembra essersi fermata adesso Bari, mentre Padova ha recuperato e si porta adesso in vantaggio sul 22-21. Ancora al servizio Benetazzo, la ricezione di Bari, poi il tentativo dalla seconda linea ancora frenato dal muro di Padova. Delia non riesce a sorprendere la difesa della Chioene e ora arriva il fischio arbitrale, il punto per Bari, 22-22, e quindi finale di secondo set, tutto da vivere, tutto da seguire in questa combattutissima finale. Il servizio di Bari e poi vediamo se in campo questa palla, sì, sull'attacco lo rivediamo da parte di Padova. Bella azione, bella conclusione in attacco. 23-22. Vediamo inquadrato Streliotto, si prepara al servizio. Ovviamente posta in palio alta, quindi grande agonismo in campo, come giusto che sia, e arriva ora il nuovo time out. Siamo sul 23-22. Finale del secondo set, davvero a dir poco avvincente qui al Palaberta di Montegrotto Terme. 23-22 il vantaggio di Padova su Bari. Al servizio ora con Luca Streliotto.
Vediamo il tentativo di attacco ora da posto 4 per Bari, che riesce a recuperare questa palla, e poi Delia, la palla tocca terra, quindi il punto del 23 pari per Pallavolo Bari. Siamo sul 23 pari, pronto al servizio Bari. La costruzione, attenta il pallonetto adesso. Bergamasco, ancora Bari. Mette di là lo sole questa palla e poi arriva il primo tempo per Matteo Bigato. Grande elevazione su questa palla, rivediamo la costruzione e poi davvero da applausi questo primo tempo che vale il 24-23 al servizio Sartore. Vediamo in attesa di poter effettuare il servizio. Controlla la formazione in campo Bari, 24-23 e il set point ora tra le mani di Matteo Sartore. Lo sole per Balestra che non riesce a dare forza su quella palla. Il punto che invece conclude il secondo set arriva per Padova, che chiude 25-23 e quindi si porta ora sul 2-0 in questa finale di Coppa Italia di divisione, finale maschile. È riuscito quindi l'opera di Rimonda, è riuscita a recuperare una fase nella quale era riuscita Bari ad avere un discreto vantaggio, e poi è riuscita invece Padova a giudicarsi questo secondo set, quindi il 2-0. E vediamo qui il replay gli highlights.
Bene, quindi i ragazzi di coach Francesco Ciaccia, quindi pallavolo Bari, non è riuscita a portare a casa questo secondo set. C'è stato un momento del set nel quale appunto la squadra pugliese sembrava aver preso in mano il pallino del gioco. C'è stato però poi sul finale di set il recupero da parte dei ragazzi di Alice Biasini e quindi il vantaggio adesso per la squadra della QN Padova è di 2-0. Ovviamente una finale che comunque sta mostrando, soprattutto in questo secondo set si è visto un equilibrio. Nel primo set c'era stato poi l'allungo nella parte finale di set, chiuso 25-19, e comunque una finale che ancora lascia ovviamente il pronostico in bilico. Intanto vediamo che le squadre sono già schierate in campo, quindi ci si prepara per l'inizio del terzo set di questa finale maschile Coppa Italia di divisione. Il primo servizio sarà per Padova, vediamo che si appresta a effettuarlo il numero 26 Sartore. Intanto in cerchio i ragazzi di Bari per provare a darsi la carica, a trovare la giusta concentrazione. Tutto pronto per l'inizio del terzo set. Vediamo la prima azione da parte di Bari che tenta con Vincenzo Balestra l'attacco, ma arriva il muro per la squadra della QN che arriva a guantare il primo punto di questo terzo set. Ancora al servizio si prepara il numero 26 Sartore. Out di poco, ma palla out, aveva visto bene il libero Marco Valentini che aveva giudicato out questa palla, che in effetti è uscita, e quindi l'uno pari. Servizio di Bari, la ricezione da parte di Padova che tenta questo attacco e poi prova a sorprendere Balestra, ma non riesce nel tentativo, e il primo tempo frenato il grande muro da parte di Bari sul primo tempo di Vigato. Rivediamo l'elevazione, ma il muro per Bari che va a segno, e quindi arriva il punto dell'1-2. Al servizio pronto Andrea Lo Sole. Controllata quella palla e poi il tentativo di pallonetto, ma bene Valentini, e poi questo attacco che termina out per il 2 pari. Al servizio il capitano di Padova Bergamasco, ancora Valentini, ricezione e poi il punto assegnato adesso a Bari per, rivediamo qui l'azione, il bel punto da parte di Dario Delia per il 2-3. Out però questa palla sul servizio. Naturalmente deve cercare ora Bari di limitare il più possibile gli errori per riaprire questa finale. E arriva adesso l'ace per QN, il servizio vincente che vale il 4-3 da parte di Matteo Vigato.
ancora lui, questa volta controllata la palla e poi chiede il tocco a muro Delia, il capitano, non ravvisato dall'arbitro Federico Garbin, e quindi il punto per Padova che si porta ora sul 5-3. Intanto si procede al cambio di palloni. Vediamo ancora una volta inquadrata la macchina sanifica palloni, quindi ovviamente qualche secondo per effettuare il cambio di palloni. Ancora una volta intanto arriva l'Ace, sta sfruttando le proprie doti in questo fondamentale. Adesso Matteo Vigato che porta il punteggio sul 6-3 e quindi il +3 ora per Padova, ancora lui al servizio. La ricezione da parte di Bari che poi tenta con Mario Ermito l'attacco, chiedono ancora in questo caso forse un tocco a muro, rivediamo, chiede il tocco a muro Mario Ermito, la palla però vediamo, e sì, in effetti il punto assegnato a Bari, quindi siamo ora sul 6-4. Quindi rimangono 2 punti di vantaggio da parte di Padova. C'è ancora un errore al servizio per la squadra. No, avevamo visto, ma sì, esatto, termina. No, c'è l'Ace, quindi la palla in campo, chiediamo scusa, quindi il punto per Bari, 6-5. Ora il tentativo di primo tempo è andato a segno per Padova, rivediamo l'azione con Streliotto che dal centro regala il punto del 7-5. Padova al servizio con Giovanni Favaro. Vediamo ora il tentativo di Ermito che rimanda la palla dall'altra parte, ancora una volta in questo caso mano calda da parte di Luca Streliotto. Rivediamo ancora il primo tempo, il punto del centrale della Chioene Padova, 8-5, +3 adesso per Padova che va ancora al servizio con Giovanni Favaro. La ricezione di Bari e poi ancora Ermito, frenata la sua azione dal muro di Padova e poi rimette Valentini quella palla nel campo chioene. Vediamo se riuscirà adesso a sfruttare questo tentativo di pallonetto e poi il tocco a muro su questa palla salvata dalla difesa pugliese e alla fine arriva Matteo Sartore a chiudere questo scambio. Vediamo imbeccato da Favaro, non riesce Lo Sole a difendere questa palla, quindi 9-5 al servizio. Si prepara Favaro, tanto procede ancora, si procede ad asciugare il parquet del Palaberta di Montegrotto Terme, quindi ancora qualche secondo prima di poter riprendere con il servizio. Intanto lo ricordiamo, siamo sul 9-5 in questo terzo set. Deve ovviamente provare il tutto per tutto Bari per far rientrare il margine di distacco e provare a portare a casa questo set che riaprirebbe questa finale di Coppa Italia maschile e Coppa Italia di divisione. Intanto si controlla la formazione per Bari.
Vediamo i ragazzi inquadrati della Pallavolo Bari, 9-5. Pronto Favaro al servizio. Ermito in ricezione, poi arriva il punto per Bari su questo attacco. Rivediamo, bella l'azione conclusa da Alessandro Iusco per il 9-6. Al servizio Delia. Termina out questa palla che vale il 10-6 ora per Padova, che mantiene un vantaggio di +4. Al servizio Benetazzo, Balestra a controllare quella palla, e poi vediamo se il tentativo dalla seconda linea, segno per il capitano di Bari, Delia, segno per il 17, ed è già pronto al servizio Ermito. Vediamo, eccolo inquadrato. La ricezione di Padova e poi il money out ora su questo attacco da parte di Matteo Sartore. 11-7, mentre lo vediamo inquadrato, si prepara dai 9 metri Luca Streliotto per Padova, che sta controllando in questa prima parte di terzo set. Deve ovviamente provare a recuperare adesso Bari, e trova il punto Vincenzo Balestra su questo bell'attacco. Lo rivediamo da posto 4 puntuale. Vincenzo Balestra, il numero 17 della Pallavolo Bari, a segno a Corcia, quindi 11-7. Intanto vediamo il tifo sugli spalti. Bella la difesa su questo attacco da parte di Padova, poi il tentativo di Delia, controllato però, e poi arriva preciso questo punto attacco davvero bello. Rivediamo, c'era stato prima il tentativo da parte del capitano, e poi ancora una volta trova il punto Vincenzo Balestra. Non mollano i ragazzi della Pallavolo Bari. 11-8. Controllato in difesa questo attacco, ancora prova Balestra, ma questa volta non riesce. Poi c'è l'infrazione in palleggio ravvisata dall'arbitro, ne approfitta quindi Bari, che si riporta adesso a 2 lunghezze da Padova. 11-9. Prova col muro adesso a frenare questo attacco da parte del capitano bergamasco, ma il punto è per Padova. Rivediamo l'elevazione da parte del capitano, e poi la palla, il tentativo con il piede da parte del giocatore di Bari di recuperare questa palla, che ormai però era destinata a toccare il campo, e quindi il punto del 12. Siamo sul 12-11 adesso. Quindi punto per Bari, che va al servizio adesso con Andrea Lossole. Vediamo out
questa palla sull'attacco di Padova. Rivediamo il tentativo da parte di Francesco Bergamasco, la palla però out, e quindi adesso è parità in questo terzo set, 12 pari. Intanto vediamo, forse viene chiesta la sostituzione del pallone, anzi no, si procede siccome di consueto alla sanificazione, e quindi ovviamente delle abitudini nuove di gioco alle quali ci si è dovuti abituare, ma ovviamente per mantenere sempre alti i livelli di sicurezza e di protezione per giocatori in campo e ovviamente anche all'interno del Palasport, del Palaberta qui di Montegrotto Terme. Siamo sul 13-12. Vediamo ora il tentativo da parte del capitano di Bari, Dario Delia. Bella questa azione, riesce a mettere la potenza necessaria per piegare le mani del muro di Padova, e ora c'è il time out chiesto da coach Alice Biasini. Sul 13 pari in questo terzo set di questa finale maschile Coppa Italia di divisione. Sta provando ovviamente Bari a riaprire questa finale che per il momento vede Padova avanti 2-0, quale adesso è arrivato il time out chiesto dalla QN. Arriva al punto intanto da parte di Giovanni Favaro, non riesce il muro di Bari in questo caso a opporre resistenza. Vediamo il muro a 2 alla meglio, però l'attacco da parte di Padova che si porta ora sul più 1, 14-13. Bene Valentini, poi il tentativo di Mario Ermito che va a segno, non era facile su quella palla. Rivediamo, forse leggermente arrivato leggermente indietro quella palla, è riuscito però a trovare il giusto movimento e quindi a regalare il punto del 14 pari. Ancora equilibrio e ovviamente finale set da vivere insieme per il pubblico qui presente e ovviamente per gli appassionati di volley da casa. 14-15 e siamo in vantaggio di +1 adesso Bari. Vediamo l'attacco da posto 4, ma arriva il muro puntuale da parte della Pallavolo Bari. Vediamo il muro a 2 qui. Bravi i giocatori a muro a ottenere il punto numero 16 che vale il vantaggio di +2. Ancora questo attacco frenato dal muro, questa volta però il muro c'è ma la palla è out, quindi a festeggiare sono i giocatori di Padova. Lo rivediamo, 15-16, recupera un punto Padova che va ora al servizio con Favaro. Controllata questa palla da Ermito, poi smistata la palla sul capitano, il bel pallonetto da parte di Dario Delia. Lo rivediamo, bello davvero
ha fintato, sembra inizialmente, l'azione di forza e poi preciso il pallonetto che inganna muro e difesa di Padova, quindi 15-17. Vediamo se su questa azione risponde Padova, così è. Ha provato una corsa per salvare quella palla, lo rivediamo al replay, questo attacco vincente e poi il tentativo coraggioso da parte di Valentini di gettarsi, buttarsi su quella palla che però ormai era impossibile da recuperare. 16-17, ancora il servizio Padova. Benetazzo termina out questa palla. Esultano naturalmente i giocatori di Bari che si vedono comunque avanti in questa fase importante di terzo set che potrebbe riportarli in corsa in questa finale. Ermito al servizio, il primo tempo che va a segno per Padova con il numero 34 Luca Streliotto. Rivediamo in palleggio Favaro, imbecca bene il compagno di squadra che conclude regalando il punto numero 17, 17-18. Il tentativo adesso da parte di Vincenzo Balestra, frenato però dal muro di Padova. Rivediamo l'attacco e il muro puntuale. Sembra quasi chiedere scusa Balestra su questo attacco che non va. 18 pari. Vediamo se adesso riuscirà invece a rimediare all'errore precedente. Vediamo l'azione in attacco costruita da parte di Bari che chiede il tocco a muro che c'è, e quindi il punto numero 19 per la squadra pugliese. Che va allora al servizio con Alessandro Iusco. Smistata quella palla su posto 4 per l'attacco, controllato però da parte di Bari. Ancora prova dal centro Padova a trovare i punti per il pareggio. In realtà il punto è per Bari su questa palla che termina out, quindi siamo sul 18-20. Ancora Iusco al servizio per Bari. Ancora dal centro il tentativo che non va a segno, c'è l'opposizione, poi sorpresa qui la difesa di Padova su questa palla appoggiata. Infatti arriva ora il time out chiesto da Alice Biasini, evidentemente non contenta su questo ultimo punto. Vediamo l'allenatrice di Padova che dà indicazione proprio ai ragazzi. Abbiamo visto nel corso della partita, nei set precedenti, alcuni time out chiesti da Padova che hanno ottenuto l'effetto sperato. Vediamo se invece in questo caso Bari riuscirà a mantenere questo vantaggio che al momento è di +3 per andare a vincere il terzo set, che significherebbe continuare questa finale maschile di Coppa Italia di divisione. Tutto pronto per ripartire. Iusco al servizio. La ricezione di Padova e poi viene ravvisata qui un'infrazione in palleggio, quindi adesso sono 4 i punti di vantaggio da parte della squadra di Francesco Ciaccia per 18-22. Intanto
Abbiamo visto inquadrato Ermito che va a raccogliere il pallone uscito dalla macchina sanifica palloni, 18-22. E vediamo se questa palla sembrava un quasi ace, ma alla fine in extremis è riuscita Padova a recuperare. Questa volta arriva il muro sull'attacco di Vincenzo Balestra. Muro Padova per mantenere viva la speranza di recuperare questo margine di svantaggio. Si prepara intanto al servizio Sartore. Vediamo ancora Balestra, questo attacco frenato dal muro di Padova che prova adesso, e poi il tocco di seconda però abile davvero, il libero di Padova, e poi però lo rivediamo, questa palla non passa, danza un po' sul nastro della rete, alla fine riscende sul campo di Padova e quindi il punto è per Pallavolo Bari, 19-23. È importante questo margine di vantaggio adesso che ci avviciniamo alla parte finale di set. Intanto pronto Andrea Lo Sole al servizio. L'attacco da parte del capitano di Padova Francesco Bergamasco risponde al tentativo di allungare ulteriormente in questo finale di terzo set, che vede al momento risultato 20-23. Questa volta ha chiamato il time out da parte di Bari. Adesso una buona ricezione, dai, cambio palla, andiamo, Ed ecco le indicazioni da parte di Francesco Ciaccia per Pallavolo Bari, che si vede avanti 20-23 in questo finale di terzo set. Tutto da vivere ovviamente qui al Palaberta e agli appassionati di volley da casa. Non sfrutta adesso questa palla Bari, che c'è stata la richiesta di un tocco a muro. Lo rivediamo qui, l'attacco da parte del capitano Delia, il tocco a muro non c'è. 21-23, c'è ancora time out ora chiesto, ovviamente Bari preoccupata. Bene, siamo sul 21-23, quindi doppio time out chiesto a distanza davvero ravvicinata, ovviamente per cercare di dare indicazioni ai propri giocatori per Bari, ma anche per frenare un po' il ritmo per Padova, che ovviamente va tenuta a distanza per provare a riaprire questa finale che, lo ricordiamo, vede al momento Chiovene avanti 2-7-0. Si riparte col servizio, vediamolo solo per l'attacco di Delia, ancora lui, questa volta col pallonetto controllato però dalla difesa di Padova. L'attacco frenato a muro, ancora Padova che trova con Giulio Benetazzo questo attacco vincente. Lo rivediamo, non riesce il muro a due da parte di
Bari che ha ancora un punto di vantaggio, 22-23. È un grande finale di set. Vediamo adesso, c'è l'errore per Bari e quindi grande recupero ancora per Padova. Lo rivediamo, siamo adesso sul 23 pari e quindi spreca questo vantaggio che aveva Bari, ma ovviamente ancora da vedere come si concluderà questo terzo set. È pronta la risposta adesso di Bari con il numero 12 Delia, lo vediamo. Questa volta riesce ad avere lui la meglio sul muro di Padova, 23-24, quindi il set point per Bari che proverà a portare a casa questo terzo set. Vediamo la ricezione di Padova, il pallonetto controllato da Delia, poi Ermito, ma c'è il muro, ancora Ermito, vediamo, incrocia, palla out e quindi 24 pari, set che si chiuderà ai vantaggi e quindi sulla scia di quanto avevamo visto nel corso del secondo set si è prolungata l'equilibrio in questo terzo set, anche se lo ricordiamo Bari aveva un vantaggio che non è riuscito poi ad amministrare. Vediamo, siamo sul 24 pari, ora c'è il primo tempo, ma grande la difesa da parte di Lo Sole. C'è ancora la possibilità per Padova di portare a casa questo punto e questo succede puntualmente, lo rivediamo. Riesce a indirizzare questa palla Padova per il 25-24 e ora si inverte la situazione perché c'è il match point per Padova, 25-24. Pronto al servizio di Gatto. Spinge questa palla Padova sulla ricezione difficoltosa da parte di Bari e quindi li vediamo inquadrati i ragazzi Chioene e Padova che festeggiano. Dall'altra parte del campo ad abbracciarsi anche i giocatori di Bari che ci hanno provato, hanno dato davvero filo da torcere, soprattutto nel secondo e terzo set alla pallavolo Padova, Chioene Padova che si laurea quindi campione maschile in questa finale nazionale Coppa Italia di divisione. Li vediamo inquadrati, eccoli qui i ragazzi della pallavolo Padova, l'applauso da parte del pubblico del Palaberte, una di fronte all'altra, schierate le due squadre, le due finaliste. E quindi si conclude con il risultato di 3-7-0 questa finale maschile. Se la giudicano i ragazzi della pallavolo Padova. E noi ovviamente diamo appuntamento poi per la finale femminile a seguire.